Buonasera. E oggi mm, ce ne sarà. Cerco di essere breve perché poi ho l'aula alle 10, ma un po' di roba c'è. Primo è Francesco. Saluti. Allora, eccolo qui. Ma un po' di roba. Voilà. Oddio, voilà. Vediamo se va. Ciao Mario, salutami Pado. Ok. L'unica cosa che devo stare molto attento a non farvi vedere è l'interno di casa perché quando mi faccio da mangiare stasera, allora, un difetto preciso ce l'ho. Non sono minimamente in grado di farmi da mangiare, ma proprio nulla, cioè niente, non so accendere un fornello, ecco, forse il microonde. Quindi stasera burro e acciughe, però buono. Ok, intanto siamo sopra i 500, per cui va bene. Come vi dico, siamo in questo momento fuori è più bello, sì sì, che dentro non vi conviene guardare. Ehm, sì, sono un po' stanchino perché stamattina aereo alle 7, quindi sveglia alle 5, dopodiché ci sono i turni in aula. Io confesso, non sono esattamente uno di quelli che sta ad ammazzarsi in aula come purtroppo per loro fanno tanti miei colleghi perché da presidente di commissione ho molto più lavoro d'ufficio che lavoro d'aula, quindi non sto sempre in aula, infatti, anzi ci sto raramente, infatti quando vedete l'elenco delle presenze io per la maggior parte dei casi ho missione perché sono in ufficio a fare cose di solito. Ehm, Oggi però vabbè ci sono stato perché non arrivando il decreto, il decreto crescita lì, rilancio, come cacchio è, il decreto rilancio, se gli si dà un nome, no, capite che è una fregatura. Non arrivando il decreto rilancio, ehm, c'è poco da fare, quindi non ho al momento in commissione bilancio così tanta roba da fare come normalmente le altre volte, allora sono stato a votare anche perché è fastidioso, abbiamo cercato di far ribadire nella conversione del decreto Covid-2 ehm, l'idea di smetterla con i DPCM e domani andiamo a votare una mozione che dovrebbe sperabilmente porre fine alla deprecata pratica del DPCM. Adesso comunque funziona così proprio per evitare assembramenti e cose di questo tipo. Minchia, stanno strozzandolo il povero bambino. Ehm, Dovranno in questo momento si fa 3 ore di seduta, dopodiché c'è la pausa dove sanificano l'aula e poi si fanno altri 3 ore di seduta, quindi si va verso il notturno, quindi eh, è inquietante. Quindi in una maniera o nell'altra adesso poi si fa dalle 10 a mezzanotte per finire il provvedimento. Ehm, Approfitto Ma povero Ciccio. Approfitto del momento quindi per fare, sempre se non trucidano il povero infante qua sotto, per
dirvi un po' il punto, perché nel frattempo, no, nella pausa, c'è stata la commissione bilancio. La commissione bilancio abbiamo dovuto dare il parere per il famoso decreto liquidità, quello della bodenza di fuoco, no? Quello delle garanzie alle banche. Allora, qui la cosa è carinissima. Allora, vi ho già messo il punto, perché vi ricordate, no? Con 400 miliardi noi copriremo la bodenza, che se aggiungiamo gli altri 300 fanno 700. Perché vi ricordate, c'era la Germania che invece metteva soldi veri, no? Allora, a fronte degli annunci dei soldi veri, quindi dei carri armati, ecco che il nostro Pinocchio doveva mettere i carri armati di cartone. E allora cosa è successo? Ha sparato quella cifra lì, no? Che poi è una cretinata dal punto di vista della strategia europea, perché così facendo fai sembrare che effettivamente ci sono. E quindi dall'altra parte quando uno dice, ma scusa, ma tu stai facendo una cosa, Germania, tu stai facendo una cosa non corretta perché stai dando degli aiuti di Stato, no? Dall'altra parte dicono, no, ma come? Tu non c'è mica i 700 miliardi, la bodenza, no? E allora che cosa vuoi da me? Sì, il problema. Boh, stasera c'è andirivieni di valigie qua sotto. Ehm, così facendo si dà la zappa sui piedi. Però poi andiamo a vedere cosa c'è. E c'è il pezzo che vi ho messo su Twitter. Vale a dire, al momento, a bilancio, a garanzia di quei 400 miliardi, che era la parte aggiuntiva, no, del credito bancario, ce n'è uno. Cosa sono le conseguenze di ciò? Perché attenzione, anche qui bisogna essere precisi. Eh, in questo, allora, 1 miliardo e lui ne annuncia 400. Cominciamo a dire che è una balla, va bene? Ok, però anche qui non è che sia esattamente una novità, cioè che Conte menta lo sappiamo costantemente. Dall'altra parte, che ci faccia del male lo sappiamo perché ci indebolisce dal punto di vista della trattativa con l'estero, ok? Dall'altra parte, cosa sono le conseguenze per il bilancio? Posso io fermarlo in bilancio una cosa del genere? No, perché dal punto di vista contabile, essendo che sono delle garanzie, le garanzie hanno un'aspettativa, no? Cioè loro dicono, no, ma io al momento sono molto ottimista. E poi dopo dice, ma tranquilli, poi che ne metto di più di garanzie con il prossimo decreto. Ora, questi sono tutti i misteri della contabilità, no? Cioè, se tu fai una promessa per il futuro, allora a un certo punto passa. Se invece fai i soldi effettivamente sganciati, allora anche per 1000 euro non sgarri. Allora, tante volte io magari devo fare dei pareri in commissione bilancio, dobbiamo fare dei pareri, non è che li faccio io personalmente, io sono il presidente, ma coordino la discussione. Come Commissione Bilancio dobbiamo fare dei pareri per riuscire a trovare la copertura per 10.000 euro, non so, i 15.000 euro di una missione internazionale, di un trattato di amicizia con il Canada, la volta che mandiamo un ambasciatore o cose di questo tipo, sono 15.000 euro di spese per ricevere i canadesi o cose di questo tipo. Ecco, quello sì. Invece uno può sparare 400 miliardi, come in questo caso, e metterci a fronte uno. E non posso dirci niente perché semplicemente dal punto di vista contabile è un'aspettativa particolarmente ottimistica, no? Però non c'è immediato costo. Dov'è il problema? Il problema è, le banche non danno le garanzie per questo? No, le banche in teoria non dovrebbe essere questo il motivo per cui le banche non danno la garanzia. Le banche non danno la garanzia perché la garanzia dello Stato, come vi ho detto tante volte, è 80%, 90%. Ma loro non sanno, lo sto dicendo io, comunque non sanno che al momento c'è 1 miliardo a copertura. A loro interessa sapere che c'è la garanzia statale, quindi c'è la garanzia statale su cifre anche superiori? Sì. Per cui dal punto di vista pratico, una banca che mette
a fronte di un finanziamento che eroga, no, la garanzia statale, non dovrebbe avere problemi, perché la garanzia, diciamo, la norma è scritta in modo tale che la garanzia c'è, no? Il problema è l'appostamento di bilancio. Se l'appostamento di bilancio è insufficiente, come in questo caso, che cosa succede? Beh, succede una cosa abbastanza spiacevole, vale a dire, succede che a un certo punto questa discrepanza deve essere rilevata e puoi rilevarla. Boh, succedono cose stranissime qua sotto. Ehm, puoi, puoi rilevarla oltretutto dall'indirizzo sbagliato, cioè nel senso non lo troverà mai il taxi questa qua se dall'indirizzo sbagliato, e poi ci credo che piange il bambino. Ma vabbè, del resto non posso mica mettermi a... Vabbè. Sì, è vero, cioè, abituato al lockdown, evidentemente c'è un po' troppo movimento rispetto alla media. Com- Perché lo deve strozzare? Chiamo il telefono azzurro qua. No, non lo strozzo, ovviamente. Eh, no, non c'è la pace di Como, oggettivamente, qua a Roma, ma meno male. Allora, stavamo dicendo, che cosa può succedere? Può succedere che purtroppo le imprese falliscono, le imprese, dato che falliscono, non restituiscono la garanzia, la deve mettere lo Stato, a un certo punto ci sarà una cifra, no? Che verrà presa a bilancio. A questo punto parte una gara contro il tempo con Eurostat, vale a dire, arrivano prima le cifre effettivamente erogate dalle banche e quindi segnate a bilancio, o arriva prima Eurostat a dire oh ma voi siete fuori a mettere 1 miliardo a fronte di 400 miliardi? A seconda di chi arriva prima distribuisce la figura la figura da chiodi, ma quello che succederà, matematico, è che il deficit di quest'anno, quindi il deficit del 2020, sarà sottostimato. Perché supponiamo che a un certo punto arrivi prima Eurostat, no? E dica che su 400 miliardi di garanzie devi metterne a bilancio almeno il 20%. E lo devi mettere per competenza nell'anno in cui la garanzia viene concessa. Per cui cosa succede? Significa che nel bilancio ci ballano 80 miliardi. 1% di PIL abbiamo detto che sono 18 miliardi, quindi grosso modo ci sarà un 5% di PIL o qualcosa del genere, eh, di deficit che balla e che ti verrà imputato a quest'anno. Quindi se quest'anno inizialmente noi usciamo con meno 11% con 11% di deficit, grazie a questa cosa delle garanzie, a occhio, è probabile che si finisca a 15. Quindi in realtà si sta facendo un, virgolette, falso in bilancio, eh, o quantomeno una posta ballerina, su 400 miliardi che sono le garanzie. È ovvio che non saranno mai escusse tutte, bisogna vedere quante ne vengono concesse e di queste concesse a sua volta quante non ritorneranno. Questo è il motivo per cui tu hai una voce non chiara, no, per il futuro. Però in ogni caso sappiate che al momento c'è 1 miliardo. E anche qui cosa puoi fare? Fai casino per cassargli la norma? In teoria no, cioè tu dovresti fare una norma, anzi, che gliene dà di più di soldi alle imprese, o quantomeno che gli risulta più facile prendere a garanzia. Quindi l'unica cosa che puoi fare è mettere a verbale che sai che questi stanno facendo una porcata dal punto di vista contabile, e stai lì, perché il ricatto grosso modo è sempre questo, cioè io faccio una porcata contabile, ma se io non te la faccio fare rischio
di danneggiare le imprese che in questo momento hanno bisogno fino mortalmente di credito e di cose. E anzi, dovresti cercare un sistema, e quello che faremo ovviamente, che si sta cercando di fare in sede di conversione, di rendere più facile l'accesso, il tiraggio di questo credito da parte delle banche. Quindi, vedete, l'andazzo grosso modo è questo, cioè arrivano in un decreto che per lo Stato è a spesa quasi zero, ci sono delle poste da 400 miliardi che ballano, per cui questo è. Ehm, Altra cosa invece, no, notare comunque tutto sto casino ovviamente si fa sempre per paura che arrivi qualcuno in Europa a cazziarci, eh? Cioè, perché altrimenti non c'è nessun motivo per prendere. Perché uno dovrebbe mettersi a fare, virgolette, sti falsi in bilancio? Frega qualcosa a un inglese, frega qualcosa a un giapponese, no? Cioè loro prendono, fanno le garanzie e poi se le mettono quando c'è il tiraggio, se lo mettono, no. Invece da noi dobbiamo inventarci ste boiate sempre perché devi portare i dati all'Europa, devi far sembrare che. Cioè tutto in un consueto gioco di finzioni, di schifo contabile, di porcherie che tutti sanno che sono finte, che sono scritte sulla sabbia, ma che si fa finta di niente, e che erano per esempio le clausole di salvaguardia, ve le ricordate, no? Cioè, dico che l'anno prossimo aumento l'IVA perché così facendo tengo basso il livello del deficit previsto per l'anno prossimo. Dopodiché, quando arrivo all'anno prossimo, non posso alzare l'IVA e allora mi metto a fare la guerra per contrattare un deficit più alto. Oppure metto tasse o quello che è, però in ogni caso si partirà sempre contrattando un deficit più alto. Ma in ogni caso, tutta questa manfrina veniva fuori perché io dovevo far vedere che il deficit scendeva anche quando non serviva. Quindi, in una maniera o nell'altra, sono tutte porcherie, no? Questi artifici, queste cose che vengono fatte apposta per il sistema con cui si presentano le questioni all'Unione Europea. Tutto lì. Però vi lascio con una notizia abbastanza buona. La notizia abbastanza buona è che settimana prossima, salvo imprevisti, ma si incardina la legge sull'abolizione del pareggio di bilancio, che è presentata da due testi compatibili, no? E quindi vengono presentati assieme. Una è la Borghi Molinari e l'altra è la Fassina. Quindi, in una maniera o nell'altra, la legge che poi appunto presentato da tutte e due per l'abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione ehm, potrebbe prendere l'avvio settimana prossima. Io ovviamente sto sfruttando per quanto possibile la presenza in commissione e vediamo. L'unica cosa come purtroppo spesso capita, che non è tutto in commissione bilancio, ma è nelle commissioni congiunte quinta bilancio e prima affari costituzionali. Quindi non è che anche qui uno può fare quello che vuole. Però insomma, non la Fassina, dai, la Borghi, la chiameremo la Borghi Fassina, dai, questa la legge sul pareggio di bilancio, e penso che sia una buona notizia che il fatto che si cominci quantomeno a parlarne e a incardinarla nelle commissioni. Ehm, quindi direi buone notizie da un certo punto di vista, falsi di bilancio dall'altra, ognuno poi dopo può scegliere se è buona o cattiva la notizia. E per il resto lo vedete, insomma, il decreto non esce, autostrade deserte, il decreto non esce, quindi il decreto continua a non uscire. Mm, io ho una mia visione, insomma. Dal mio punto di vista, secondo me ci sono alcuni 5 Stelle che si sono resi conto che non va da nessuna parte,
Ieri tutto quell'andazzo social guidato dal Movimento 5 Stelle, il famoso no MES, no Troika, no, e così via, secondo me, per come la leggo io, è qualcuno che ha capito che uno dei buoni motivi, volendo, per alzarsi dal tavolo e ribaltare il tavolo e rifarsi in parte una verginità, è farlo sul MES. Penso che non lo so, adesso non voglio andare a giudicare a casa d'altri, però faccio un ragionamento induttivo. Secondo me qualcuno sta valutando il fatto che Forza Italia potrebbe votare il MES e qualcuno del Movimento 5 Stelle anche, allora quelli normali di testa del Movimento 5 Stelle stanno meditando dicendo ma se faccio te, se riusciamo insieme con la Lega e Fratelli d'Italia a respingere il MES, bene per tutti. Qualora non ci si riuscisse perché siamo di meno del soccorso di Fratelli d'Italia di Forza Italia sul MES, a quel punto prepariamo la scissione ed è un modo forse comprensibile per loro per organizzare una nuova vita, ecco, mettiamola così. Eh, potrebbe, potrebbe essere sinceramente che ci sia una scissione alla sinistra che è contro MES, alla destra che è contro migranti e che sono le due parti che stanno facendo casino in questo momento su due temi che sono peraltro nostri, ma va bene, cioè non mi offendo, cioè nel senso se l'ala destra del Movimento 5 Stelle, chiamiamola così, resiste sui migranti all'interno sulla regolarizzazione dei clandestini all'interno del decreto e l'ala sinistra resiste sul MES, chi sono io per, no? Cioè non è che dico, ah, sono geloso, sono tutti e due temi miei, tutti e due temi del mio partito, cosa fai tu? Sapete benissimo che io sono pratico, quello che voglio scritto sulla tomba, no? Claudio Borghi, pratico. Per cui non mi interessa chi mi dà una mano a portare l'acqua, l'importante è che l'acqua arrivi. Per cui, boh, comunque sono sintomi in ogni caso, secondo me, di scricchiolio, perché queste norme scritte da schifo, il miliardo a fronte di 400, il decreto di 280 pagine, no? E così, le nomine che tanto se le sono fatte, ma, cioè, non lo so, non credo che ce ne sia uno che pensi che questa roba qua possa andare avanti chissà in che maniera, ecco. Quindi io credo che un po' tutti stiano guardandosi l'uno con l'altro per vedere su che cosa rompere come argomento e nel qual caso poi dopo vedremo, insomma. Ovvio che io penso che la cosa migliore per tutti potrebbe essere andare a votare subito, oltretutto prima del taglio dei parlamentari, cosa che secondo me sarebbe buona e giusta. E lasciamo un argomento al 5 Stelle, ecco, andiamo a votare prima del taglio dei parlamentari, la partitocrazia, che benissimo, però intanto vediamo di prendere tempo prima di una cosa che come sapete non mi ha mai visto a favore e vediamo, potrebbe essere una cosa che fa comodo a tutti. Io ovviamente non, non- sono così, sono da quel punto di vista tranquillo. A me basta che le cose vengano fatte e che non si faccia il MES e non si facciano le sanatorie. E poi se si vota subito sono contento, se si vota dopo pazienza. L'importante è non fare le cose. Comunque vorrei infine, quindi vi saluto vorrei farvi notare comunque una cosa. Non so se sono i social, non so se queste cose magari non potevano essere fatte in passato perché uno per portare avanti certe idee si metteva a fare casino con una trombetta davanti a casa e la gente non lo considerava. La televisione non ti considera, cioè ti taglia via, ma tu riesci lo stesso a passare. Però un punto è chiaro, questo tipo di battaglia politica che stiamo facendo, perché io da solo sono uno su Twitter, perché voi siete migliaia poi a riportare
il messaggio e a farlo arrivare. Questo tipo di battaglia politica, tipo quello che stiamo facendo sul MES e similari, non è detto che avrà successo, ma c'è. Cioè io penso che stiamo facendo una bella battaglia politica e sono convinto che se in passato, quando tante porcherie sono passate nel massimo silenzio, il MES stesso, il fiscal compact, il bail-in e così via, ecco, se in passato ci fosse stata la possibilità di, cioè fossimo stati qui, ecco, noi, a organizzare battaglie politiche come questo, io penso che magari sarebbero passati lo stesso, ma in modo meno vergognoso, ecco, perché in passato veramente abbiamo firmato e approvato di tutto, senza che nessuno ne sapesse nulla. Per cui sentitevi parte di qualcosa di bello perché stiamo facendo una bella battaglia politica. Io sono qui come rappresentante, ma ripeto, senza il vostro numero, la vostra forza la vostra prontezza nel portare avanti certe idee, nel farvi sentire anche sui social, che è l'unica piazza che in questo momento possiamo veramente occupare, direi che, insomma andiamo bene. E se devo dire, vedete, una cosa che vi ho sempre detto, non so se chi ha visto stamattina Salvini a Omnibus è, è meno dettagliato della spiegazione che posso fare io, perché ovviamente lui deve fare delle sintesi, ma è molto efficace. Avete visto con due, la Palmerini e la Tortora, che lo martellavano sul MES, no, perché il MES di qua di là, con che abilità è riuscito a far passare i messaggi corretti, cioè vale a dire Banca Centrale sì, MES no, Banca Centrale è anche nostra, quindi non ci stanno regalando niente nessuno e così via. Quindi teniamocelo stretto perché è bravo. E quindi non cadiamo nell'errore di pensare che perché noi abbiamo seguito tutto anche nei dettagli e quindi siamo preparatissimi su un argomento, allora bisogna andare sempre così. Bisogna essere capaci di far passare i concetti anche a chi in questo momento ha tutt'altri pensieri, ecco, e lui è numero uno assoluto. Grazie, e torno in Parlamento.